Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo titolata questa puntata, con un po' di ironia devo dire, un settore compresso, un po' compresso come il cemento. Parliamo infatti con Paolo Bassani, che è il presidente della Confartigianato Edilizia del Veneto ed è anche, credo, l'esempio di un settore che fino a qualche anno fa sorrideva, devo dire, con soddisfazione e senza aver mai celato il fatto che le cose andassero bene. Ricordo le ricerche del Cresme dove i dati di crescita del settore edile erano notevoli sia in termini occupazionali che in crescita del numero delle aziende. Poi le aziende si sono consolidate, ma adesso è arrivata la crisi. Allora, negli ultimi 3 anni mi diceva 12.000 posti di lavoro persi. Parliamo del Veneto o in Italia? Veneto. Nel Veneto, quindi circa il 6% della manodopera complessiva. È un settore complesso perché vi sentite un po' attaccati da tante parti. Sì, effettivamente sì. I settori dove siamo attaccati, come altri settori, ma principalmente il credito, perché l'edilizia è un settore a rischio, le banche dicono che è un settore a rischio, ma è il settore trainante, perché nessuno fa attenzione a un problema enormissimo, che è quello che l'edilizia del costruire e del ristrutturare parte con la ristrutturazione o con la nuova costruzione, ma però poi tutte le opere di finitura, arredamento, elettricista, idraulico, è un sistema. È un sistema e diciamo che questi problemi, l'edilizia si ferma dopo ma riparte anche dopo, perché i lavori non durano mai un mese, durano molti, anche qualche anno. Effettivamente l'edilizia è arrivata un po' più tardi nella crisi. Lei diceva una cosa giustissima, fino al 2004 l'edilizia riassorbiva tutta la manodopera che veniva esodata da altri ambiti. Il manifatturiero, la famosa crisi del manifatturiero, tutta la manodopera è stata riassorbita. Ora però c'è il problema inverso, che la manodopera dell'edilizia non può essere riassorbita perché mancano commesse. Mancano commesse a livello privato e anche a livello pubblico e nel livello pubblico vince la mega impresa. Mi scusi, sempre con un po' di ironia, ma viste come stanno andando le cose, il fatto che manchino le commesse forse dal punto di vista del pubblico non è un male, perché si legge che vi fanno lavorare e poi non vi pagano. Quindi... Questo sì, è verissimo, questo è verissimo. Anche lì è una cosa assurda, cioè il primo non pagatore è lo Stato, è una cosa assurdissima perché adesso la Regione ha messo in campo anche la propria autorità di creare anche lo Stato i crediti certificati, cioè bisogna certificare un credito verso lo Stato. Quando l'edificio è costruito, magari è agibile, magari è usato, bisogna certificarlo il credito perché il Ministero dell'Economia e il Ministero del Tesoro che deve pagare effettivamente vuole una seconda certificazione sul credito per non correre il rischio che poi il Ministero di appartenenza venga a pagare effettivamente il debito. È una cosa stranissima. Vale a dire, mi fa capire un po' di più. Perché il Ministero del Tesoro... Cioè voi terminate un'opera pubblica. Perché si era proposto la storia della compensazione, cioè io devo delle tasse, delle imposte allo Stato, Ministero del Tesoro, io devo delle imposte e dico, io ho un credito dello Stato pari a X, quell'X voglio defalcarlo dal mio debito. Che per noi persone normali sembrerebbe una cosa semplicissimo, logica. ma non posso perché sono 2 ministeri totalmente diversi. Perché se io costruisco per il Ministero non è la stessa casa. Non è la stessa casa. Lo Stato non ragiona per se stesso come insieme, ragiona per ministeri. Effettivamente quello che fa uno non gli compete all'altro. Quindi io non posso fare queste compensazioni, che sarebbe la cosa più semplice. A chiunque, anche all'asilo, qualcuno gli verrebbe da dire: se tu hai un credito e lui ha un debito, compensiamolo. Per cui in pratica un ministero non vi paga e l'altro pretende i quattrini. Esattamente, pretende il pagamento delle tasse. Quindi è una cosa assurda. In un momento dove è adesso siamo in un periodo... È gentile a dire assurda. È gentile, è assurdissima. Perché ovviamente strozza gli imprenditori e le persone. Esatto. E a parte il pubblico che non paga e quindi l'indotto del pubblico poi a ruota comprende tutti i subappalti dichiarati, non dichiarati, tutti quelli che ci hanno lavorato all'interno, si è creato però la stessa cosa anche nel settore privato, perché io non vengo pagato, io non pago. Perché questa ruota ormai si è innescata, cioè le imprese che non hanno giustamente o ingiustamente liquidità per altri motivi cercano di scaricare il problema verso le altre imprese. Il problema è che anche il privato ha cominciato a ragionare così e dire posso attendere di pagare, aspetto di pagare, non capendo che questo sistema visto dall'alto sta creando problemi enormi, perché le chiusure delle attività non dipendono, nelle attività artigianali in minima parte dipendono dal mancato pagamento degli enti, perché giustamente
alla deriva magari di un subappalto o per le poche imprese o le molte che lavorano per il pubblico, ma nel privato però i crediti esigibilissimi verso i privati sono molteplici. Se non vengono onorati, effettivamente portano in crisi di liquidità l'impresa, che l'impresa va in banca, chiede quindi un mutuo, un finanziamento, un'esposizione bancaria per un credito che dovrebbe esigibile. La banca vuole ulteriori garanzie perché altrimenti non finanzia. Cioè, questo è un sistema che si sta rompendo, sinceramente si sta rompendo, sta implodendo in se stesso. Ma allora viene da chiedersi, girando per le campagne del Veneto, però i cantieri ci sono? Sì, ci sono cantieri, tantissimi cantieri. Chi ve lo fa fare? Insomma, se alla fine nessuno ci guadagna. E ci sono molte diversità di casi, ci sono casi in cui magari l'imprenditore che ha potuto fare, che ha potuto avere un risultato economico precedente, magari adesso in un periodo di calma, stagnazione, magari costruisce per se stesso, modifica, fa interventi nella propria abitazione o nel proprio compendio, giovani che dicono io costruisco il garage o il capannocino perché effettivamente non ho commesse esterne, ho una piccola disponibilità, per il resto riesco a farmi finanziare e aspetto attimi migliori, ma questi attimi migliori non arrivano perché non ci sono iniziative in tal senso. La burocrazia ci stronca continuamente perché nonostante siamo in piena crisi, cioè c'è qualcuno a Roma specialmente che ogni mattina si alza, entra in ufficio e fa una nuova norma che implica costi e implica oneri anche a livello di tempo, perché è stato riscontrato che circa 80 giorni all'anno qualcuno deve consumarli, magari un'ora al giorno di quegli 80 per la burocrazia. E poi i costi, effettivamente abbiamo visto l'IMU, abbiamo visto anche l'imposta fissa sui conti bancari, cioè silenziosamente sono entrate nuove imposte che se le moltiplichiamo per il volume economico danno dei risultati esorbitanti. Anche l'IMU hanno modificato l'imposizione catastale, quindi hanno modificato le rendite catastali, le hanno riadeguate, è ritornata sulla prima casa, doveva ritornare nel 2014 su proposta di Berlusconi, comunque Monti l'ha già fatta entrare, è sperimentale ma non si capisce la differenza. In Italia tutto ciò che è provvisorio diventa definitivo. Esatto, quindi, no? È sperimentale per il 2012, comunque è un costo. Per la prima casa rimane tutta al comune, per tutti gli altri tipi di edificio o di terreno edificabile va a metà il comune e metà allo Stato. Quindi effettivamente cosa ha fatto lo Stato a mio parere? Si è reso complice assieme al comune di una riscossione a cui il comune non può fare a meno perché altrimenti la liquidità non ce l'avrà per fare gli interventi anche sociali nel comune. Quindi se vuole qualcosa il comune, lo Stato di riflesso lo avrà anche lui. Noi siamo abituati a pensare all'edilizia, lo ha citato anche lei prima, come un settore trainante. Sì. Allora, prima domanda, si può pensare a un modello di sviluppo in cui l'edilizia sia un settore complementare e non un settore trainante? Mi sembra di no, perché l'indotto dell'edilizia ha al proprio interno un'economia troppo vasta, troppo vasta. Ma allora, l'altra domanda è, possiamo riconvertire il patrimonio che abbiamo o dobbiamo continuare a cementificare il territorio? No, assolutamente no. Addirittura c'era il detto di proporre un nuovo slogan che era 1 metro cubo abbattuto, 1 metro cubo costruito. Cioè io costruisco 1 metro cubo di volume nuovo, se ne abbatto uno. Effettivamente funzionerebbe. Le ristrutturazioni si possono fare a costi certi, perché un altro problema enorme è questo. Il nuovo ha un costo certo, la ristrutturazione no. Questo non è vero. Bisogna progettare in determinata maniera e si possono avere anche edifici certificabili in ristrutturazione con costi certi preventivabili. Tutto il patrimonio che dovremmo andare a ritoccare fa parte anche dei patrimoni edilizi costruiti negli ultimi 10 anni. Le nuove certificazioni energetiche porteranno edifici costruiti negli ultimi 10 anni ad essere ritoccati per portarli a normativa, perché sono, così si dice, invendibili rispetto all'edificazione che si pretende ora. Ecco, detto che è facile ripensare a posteriori, ma ritiene che la sua categoria nel complesso abbia fatto degli errori negli anni passati? Oggi, percorrendo le strade del Veneto, insomma, si vedono capannoni abbandonati, case sfitte, senza contare gli immobili che sono lasciati a mezza via. È verissimo, è verissimo.
Abbiamo sbagliato qualcosa. Sì, c'è stata forse troppa corsa senza pensare che tutto quello che si costruiva non aveva una risposta, tutto sommato. Quando l'economia dell'immobiliare tirava, tutti facevano immobiliare, ma nessuno, neanche i comuni però, questo fra parentesi, quando certo. le nuove residenziali, le nuove industriali, il comune ne faceva sempre una di nuova per avere gli oneri. Però, e parliamo delle residenziali, se poi consideriamo che le produttive ce ne sono un disastro. più nei comuni del Veneto. Sono comuni che sì. mi raccontavano hanno 10-14 zone produttive. Certo, una cosa assurda, adesso sono mezze vuote, perché? Perché nessuno ha pensato che la zona industriale bisogna farla vicino a una rete viaria. Quindi certo. è nato il problema ulteriore poi della rete viaria, esattamente. Quindi effettivamente c'è stata questa grande corsa perché i comuni facevano prestissimo, zona industriale, zona residenziale, oneri, investimenti nel comune. Ma lei vede una soluzione? Fermarsi totalmente sulle zone industriali e zone residenziali, accorpare le zone industriali, così le reti viarie non diventano più un problema perché con certo. una rete viaria le servo tutte. E le zone residenziali mantenere quelle che ci sono e la rivalutazione del patrimonio esistente. Solo questo porterà a un equilibrio, altrimenti però so di comuni che effettivamente qualche zona nuova tentano di farla. Grazie a Paolo Bassani, che ricordo essere il presidente di Confartigianato Edilizia del Veneto, sì. Come avete sentito, persona che giustamente difende il proprio settore, ma lo affronta anche con una logica sociale che gli rende merito. Le difficoltà sono evidenti, ricordo solo che in 3 anni sono stati persi 12.000 posti di lavoro, circa il 6% della manodopera della nostra regione. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro per quello che speriamo ci sia. Alla prossima. A voi.